Nel villaggio santuario di Sarquis Foros, la letteratura archeologica individua il più grande centro metallurgico della Sardegna nuragica. I ritrovamenti delle diverse campagne di scavo porterebbero a interpretarlo come luogo di produzione e smercio dei lavorati metallurgici. Infatti, il riferimento agli avanzi della fusione e della produzione di oggetti di diverse epoche di varia natura indica una frequentazione di mercanti provenienti anche da oltre il Tirreno, in particolare dall'Etruria e forse anche dal più lontano Oriente. Qualche settimana fa, casualmente, è stato rinvenuto e messo in luce un nuovo edificio di cui non si immaginava la presenza in quanto totalmente interrato. Alcune delle persone che hanno avuto la fortuna di visitarlo lo chiamano l'anfiteatro, per la sua forma simmetrica a spicchio graduato, la presenza di scalinate laterali e di uno spazio ai piedi della gradinata tipico dei luoghi dove si tengono rappresentazioni teatrali o anche, per esempio, le lezioni a una numerosa scolaresca. Chi ha montato questo filmato e ripreso le foto ipotizza per esso una destinazione emporio, il luogo cioè dove venivano esposti i prodotti dell'arte metallurgica e dove verosimilmente avvenivano le contrattazioni. Questo ritrovamento e questa funzione dell'edificio completerebbe il quadro della filiera economica e darebbe un maggiore senso funzionale al sito.